libero per Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi Sant'Antonio e 23° grado dei Gemelli, tanto per parlare di banalità astrocalendariali. Sant'Antonio da Padova, perché non è il solo Sant'Antonio del calendario, naturalmente. Parleremo di due mostre, Alfonso Borghi e Arnaldo Pomodoro, due personaggi che si sono sempre distinti per l'originalità. Pomodoro più nell'ambito scultoreo, Borghi nell'ambito pittorico, ma sicuramente hanno contrassegnato gli ultimi 30, 40, 50 anni di un'epoca piuttosto confusa sul piano delle scelte definitive dell'arte figurativa o scultorea, ma sicuramente prorompente come novità, spunti e direttive. Per l'obituario, Patrizia Caselli è morta a 66 anni, l'attrice, presentatrice televisiva che colpì l'attenzione non solo per il suo singolare fascino, ma anche e soprattutto per così la scelta che poi non è mai una scelta cosciente, ma è un afflato sentimentale difficile da contenere, verso Walter Chiari prima e Bettino Craxi dopo. Purtroppo ci ha lasciato prematuramente, ma ha lasciato anche un quesito: cos'era la realtà, qual era dell'ultimo Craxi. Forse solo lei poteva dircelo ancora. È morto anche Carlo Oepli, che è l'ultimo degli Oepli e che, ha visto nei suoi ultimi giorni morire proprio anche la libreria che tutti abbiamo amato fin da bambini a Milano. Luca Ward, il noto interprete, traduttore, voce eccezionale del mondo dello spettacolo cine-televisivo, ha dichiarato in un'intervista che non presterà la sua magica voce all'intelligenza artificiale. Questo perché l'intelligenza artificiale va in una direzione che non sempre è consona alle sue richieste o alle sue volontà. E poi ancora Prometeo è una rivista che si è affermata negli ultimi 20-30 anni per la qualità anche delle immagini, ma soprattutto dei servizi che riguardano la cultura, una cultura che umanistica, in parte scientifica, che non si lascia però intimorire proprio dall'insieme, dalla congerie caotica e piuttosto, stavo per dire, brufolosa, perché mi fa venire certe cose che ci sono in edicola oggi, mi fanno venire in mente i brufoli. Tanta è la stupidità e l'arroganza di certe produzioni che non significano niente. Prometeo invece, facendosi l'antico mito greco, propone ancora una volta di vedere come e perché nella storia è poi stato possibile creare una capacità di affinare le qualità dell'essere umano, in barba anche alle barbarie, non è un gioco di parole, alle barbarie che si sono prodotte nel corso del tempo. E proprio Prometeo stavolta gioca col tempo, lo fa in maniera molto garbata, vedremo come e perché. Le mostre, vi dicevo, Alfonso Borghi e Arnaldo Pomodoro, due bei nomi con la A. Alfonso, vi piace il nome Alfonso? A me piace da morire, ha una certa fortuna anche nel mondo iberico, ma sicuramente per Borghi questo pittore di Reggio Emilia significa sicuramente una originalità che è notevole. Io vi voglio segnalare una mostra, spesso e volentieri non sono mostre che vengono imbastite nelle grandi città, ma in città minori, in questo caso Casalmaggiore. Siete mai stati a Casalmaggiore? Andateci, perché Casalmaggiore non è un posto qualsiasi, è il baricentro esatto di quella che è stata chiamata Padania, sul fiume Po, in mezzo il centro assoluto della Padania. Casalmaggiore, in provincia di Cremona, è lì
diciamo tra Mantova, Cremona e Parma, in una posizione che soltanto il dio migliore poteva escogitare. Beh, lì c'è il Museo Diotti. Intanto il Museo Diotti, Domodossola Imola o Taranto Imola. Intanto il Museo Diotti è molto particolare perché è uno di quei musei che io adoro, sparsi lungo il Po, lungo il fiume Po. Ce ne sono tanti, di qualcuno ne abbiamo già parlato, ma specialmente appunto quelli fra Lombardia ed Emilia, come Casalmaggiore, sono invidiabili per le scelte che complessivamente sono state fatte dal punto di vista dell'arte. Adesso, a cura di Stefania Provinciali, è stato inaugurato il 10 maggio, ma andrà avanti fino al 28 giugno di quest'anno, questa mostra dal titolo Certe volte sul Po. Intrigante, no? Come titolo, Certe volte sul Po. Non si tratta solo di amare il fiume, ma di capire che senza il fiume l'arte, un certo tipo di arte, mi viene in mente soprattutto Ligabue, non potrebbe esistere. Ma Borghi, Alfonso Borghi, se voi andate al Museo Diotti, che cosa vi può proporre? E tenete conto che gli orari sono da martedì a venerdì, 8:30 a 12, sabato, domenica e festivi dalle 15:30 alle 18:30. Quindi chi volesse andare da Milano o dalle città emiliane o da altre città padane, scelga per il weekend appunto la fascia oraria del pomeriggio. Ma Borghi Borghi è un neofigurativo che ha lavorato molto su soluzioni cromatiche assolutamente originali che ripropongono oggetti, animali, alberi in una forma stilizzata che si rifà proprio, diciamo, al contesto padano. Ligabue aveva scelto delle soluzioni, diciamo, finto esotiche, no? Ricorderete appunto gli animali molto spesso non esistenti lungo la Valle del Po, ma che lui collocava all'interno della giungla padana. Ligabue, grandissimo Ligabue, non confondetelo col cantautore che è pur bravissimo, ma Ligabue pittore è un must assoluto dell'arte padana. Borghi ha fatto un'altra scelta, cioè rielaborando in parte il cubismo di Picasso, ma in una versione molto più da pianura padana, appunto, molto più legata a una razionalità di orizzonti e di climi. E cosa ha fatto? Le ha sciolte in un discorso cromatico che a me sembra eccezionale. Cioè, chi non ha mai visto Borghi non ha visto quello che è il contrasto fra certi gialli e ocra da una parte e certi rossi viola dall'altra. Sto cercando di banalizzare perché anche i colori sono così complessi e sofisticati che è difficile dare un titolo esatto. E poi in questo contesto si muovono i bianchi degli animali o delle altre scelte oggettuali che Alfonso Borghi fa. Non resta che andare direttamente al Museo Diotti per capire di che cosa effettivamente stiamo parlando, perché anche con tutta la buona volontà, anche se usassimo Skype o altre forme visive, mostrare delle opere d'arte in una radio non è il massimo. Ma credetemi, Borghi, andate poi a consultare come al solito le pagine Alfonso Borghi da Google e capirete il perché e il per come io vi sto raccontando tutta questa faccenda. Il neofigurativo, o diciamo quello che in parte viene chiamato neofigurativo, in realtà è anche una soluzione post-cubista che tende a spalmare le oggettualità in forma complessa. È una delle scommesse vincenti dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea può essere stata sofisticata, truccata, può aver avvantaggiato persone che non valevano, è vero, è verissimo, ma non è tutto da buttare via. Cioè, diciamo, la volontà di capire nostra è commisurata alla possibilità di riuscire a raggiungere una comprensione più autentica, non solo in chiave estetica, ma in chiave appunto di sostanza che al Borghi, partendo dalla Valle del Po, si è presentata sempre agli occhi. L'altro grande è Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro,
che è venuto meno recentemente, è sicuramente un personaggio di una tale fortuna e fama che sarebbe inutile adesso star dietro a lui ancora a raccontare ben bene che cosa ha fatto o non ha fatto. I dischi, i famosi dischi, che sono dei dischi dilatati e sono a metà disco, metà sfero, frantumati all'interno con delle righe diciamo di tipo orizzontale, hanno avuto una fortuna anche dal punto di vista economico, diciamo con valori di mercato eccezionale. Ce n'è una a Pesaro, ce n'era una a Vigevano, un po' in tutta la realtà. Adesso alle Gallerie d'Italia ce n'è qualcuno anche lì, ma soprattutto c'è un insieme di spunti, video, pannellistica ovviamente, altri oggetti e strumenti che servivano per il lavoro di Arnaldo Pomodoro, che ci spiegano meglio come appunto queste magiche ancora sfere che lui ha creato hanno avuto tanta fortuna. Io una volta avevo già tentato in una trasmissione precedente di raccontare il senso di quelle sfere frantumate di cui si vede all'interno appunto la frastagliatura e la ricchezza soprattutto di tipo orizzontale, a volte anche verticale. È il mondo stesso che Pomodoro, Arnaldo Pomodoro, riesce a decifrare in questa maniera qui. Cioè è come se a partire dagli anni 60, 70, 80 Arnaldo Pomodoro volesse interpretare il senso ultimo di un moderno che si fa postmoderno, cioè che diventa qualcosa di più e di meglio sul piano, direi proprio della qualità interiore. Questo è anche una scommessa col demonio, certo, lo capisce anche lui, e quindi entrare all'interno di questa struttura che è il mondo stesso, che è la Terra, che è il pianeta Terra, e scoprirne dentro l'estrema complessità di intelaiatura, e anche vedere le cose dalla parte delle radici e non solo dall'esterno, dalla superficie. Anche stamattina riflettevo, ma quante banalità ascoltiamo dalle televisioni, e le cose che veramente contano, ogni riferimento a quanto è successo al Papa alle Isole Canarie a livello di incidente e similia serve a dimostrare questo. Ma io non so fino a che punto questo mondo si sta mostrando qual è e non abbia dentro di sé, come raccoglieva l'intuizione geniale di Arnaldo Pomodoro. Andate alle Gallerie d'Italia di Milano a vedere la grande mostra. Non so fino a che punto, come lui ci suggerisce, invece c'è qualcosa di più che va oltre e che certamente noi nel nostro piccolo a Radio Libertà cerchiamo anche in qualche modo di raccontare, proprio perché non amiamo l'informazione superficiale o quella che tacita, no? La famosa disinformazia sovietica che è stata tanto imitata da alcuni canali televisivi. Però anche con tutta la buona volontà resiste un margine che è indecifrabile nella misura stessa in cui, se noi proviamo col martello a colpire, c'è stato qualcuno che l'ha voluto fare, non che io inciti a questo naturalmente, una di quelle sfere presenti in giro per l'Italia di Pomodoro, che cosa succede? Ne viene fuori un suono strano, altro che metallico, davvero infernale, che ci dice che dentro lì c'è ancora qualcosa d'altro, come nelle scatole cinesi o nelle matriosche russe. C'è sempre qualcosa che è nascosto, che è occulto, che noi non riusciamo a capire, a palpare. Questa è la grande scommessa di Arnaldo Pomodoro. Quindi alle Gallerie d'Italia ancora per un po' di tempo, così come invece al Museo Diotti di Casalmaggiore il grande Alfonso Borghi fino alla fine di giugno circa. Sono venuti meno in questi giorni Patrizia Caselli e Carlo Eupli. Patrizia Caselli, una ragazza lombarda che aveva fatto una grande scommessa con se stessa. Sono brava, sono bella, voglio diventare famosa. Non voglio frequentare soltanto persone comuni, ordinarie, non voglio frequentare, sto dicendo in senso costruttivo il discorso, non è ironico, non voglio frequentare chi non intende la vera qualità della sensibilità femminile. E così si innamora di un personaggio che sicuramente abbiamo amato tutti da molti da quando eravamo ragazzi.
come raccontava le barzellette lui non c'era nessuno. Io personalmente, quando appunto il sabato sera o in altre occasioni da bambino, da ragazzino, da ragazzo lo ascoltavo, ridevo a crepapancia. Ma forse c'è qualcosa che non funziona nel mio cervello, però io penso che lui, il modo di raccontare o la barzelletta o l'aneddoto, no? Da parte di Walter Chiari era veramente unico nel suo genere. Walter Chiari, un uomo, soffermiamoci un attimo su questo uomo che è morto oscuramente più di 20 anni fa e oltre, forse 30, in una pensione di una residenza milanese, in uno stato oramai vergognoso di decadenza, in un'età ancora non compiuta. Walter Chiari era un personaggio veramente unico, perché era quel comico che nel farti ridere ti faceva capire il senso, scusate veramente, cioè è una parola che qualcuno definirà, non so, non consona al mio vocabolario, il senso cazzuto della vita. Un francesismo inutile vorrei dire, ma quello che voglio esprimere è che lui era il re dell'assurdo, capito? Io mi ricordo in una barzelletta, non la so raccontare perché non so raccontare barzellette, no? Di un ginocchio che rotola, cioè il ginocchio che rotola, che se ne va via dalla gamba e che rotola per un po' di tempo in giro per Milano, è un'immagine stratosfericamente surreale che solo Walter Chiari poteva tirare fuori. E probabilmente il fascino di quest'uomo sulle donne, pare che abbia avuto 150 donne in assoluto, non che io tenga il pallottoliere da questo punto di vista, però sicuramente rispetto ad altri attori che giustamente si erano accasati e non avevano poi voluto fare altre scelte di distrazione amorosa, lui è stato veramente onnivoro da questo punto di vista. Ma qual era il fascino? Perché piaceva così tanto alle donne Walter Chiari? È proprio questo che vi sto dicendo. Le faceva ridere, ma non ridere stupidamente, cioè le faceva capire alle donne, questo può succedere anche da parte della donna verso l'uomo, non è una battuta maschilista, che il senso della vita sta nel suo non senso. Qual è il senso della vita? Il fatto di non avere senso. È grandiosa, no? Come soluzione. Lei si innamora, Patrizia Caselli, di Walter Chiari, è una storia che riempie i rotocalchi, da Novella 2000 Eva 3000, e che arricchisce di fantasie, vista come al solito la notevole differenza di età di una volta, adesso le cose si sono invertite, no? Fra lei ventenne e lui cinquantenne o quasi, sicuramente è qualcosa che apparteneva alla leggenda di una volta. Ma Patrizia Caselli non finisce qua, nel senso che si mostra brava in televisione a presentare alcune trasmissioni, non riesce a raggiungere la fama di altre presentatrici che poi diventeranno un must, Simona Ventura e compagnia bella, ma era anche un'epoca in cui la figura della donna era comunque vista in una maniera diversa rispetto alle altre che sono venute dopo. Comunque Patrizia Caselli a un certo punto lascia il campo televisivo, si mette a riflettere e succede qualcosa di straordinario. Io ci penso di notte, ma perché un uomo come Bettino Craxi si innamora di Patrizia Caselli? Certo, Patrizia Caselli, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo in senso costruttivo, positivo, no? Non c'è ironia, non c'è cosa. Non si innamora, è di una pasta così esigentemente sottile e raffinata che non si innamora di un uomo qualunque, si innamora di Bettino Craxi. E gli anni di Hammamet sono anni anche di incontro tra Craxi e la Caselli.
Anche qui ovviamente differenza d'età, Caselli cominciava a navigare verso i 40, ma lui ne aveva più di 60, e comunque anche qui la suggestione e l'originalità naturalmente di un rapporto. Un omone così grosso, ingombrante sotto tutti i punti di vista, che aveva scandalizzato l'Italia, no? Ricordate le famose monetine davanti all'hotel romano che gli vennero lanciate, che va ad Hammamet come Garibaldi a Caprera, e che comunque non disdegna nei suoi ultimi anni di vivere ancora delle vibrazioni che non sono soltanto politiche, naturalmente, che non sono soltanto di visione di Weltanschauung, dicono i tedeschi, di visione del mondo in senso generale, ma sono anche di passione verso una donna, magari non più ragazzina, ma sicuramente ancora abbastanza ragazza, da riuscire a consolare la sua pena, naturalmente, la pena di un uomo che si trovava incompreso oramai, diciamo dileggiato da tutti, in uno stato oramai di emarginazione politica, culturale, sotto tutti i punti di vista, e che trova appunto in Patrizia così quell'ultimo virgulto prima poi di cedere il passo alla morte. Ecco, sono immagini che travalicano lo schermo, cioè noi partiamo da una donna che è stata protagonista anche dello schermo, che è stata protagonista dello spettacolo, ma arriviamo a imbastire un film, nel senso non compiuto, ma diciamo di tecnico del discorso, in cui sostanzialmente a temperature africane si prova a immaginare l'impossibile, naturalmente, ancora quella felicità che in qualche modo gli è stata tolta. Voi direte bene, giustamente, certo, ci sono state delle cose brutte, ma certamente, ma non siamo dei giudici che vogliamo qui in questa trasmissione parlare né di politica né di scelte che sono state fatte in senso abusivo. Semplicemente noi decifriamo la dimensione estetica di tutto questo discorso, e rimane comunque il fatto che la Caselli era l'ultima testimone di Craxi, era l'ultima che ci poteva dire che cosa veramente ha pensato, ha detto Bettino Craxi. Il secondo morto illustre è Carlo Oepli, che lascia il pianeta Terra nel momento in cui la libreria Oepli lascia Milano e lascia un'eredità che non so chi e come potrà essere sostituita. L'altra volta avevamo parlato della libreria Taranto, la libreria Oepli, ma che cosa sta succedendo? Sta crollando un mondo, sta crollando quel mondo là in cui avevamo creduto, i nostri libri, le nostre passeggiate in centro, la nostra possibilità di riuscire a comprare quello che riuscivamo a comprare e a sbirciare i testi che magari le nostre tasche non ci permettevano di comprare compiutamente. La possibilità di riuscire ad ammirare un mondo che rimane un riferimento assoluto per chi? Per uno studente, per un lavoratore studente, per un insegnante, per un giornalista, per chi in qualche modo ha creduto in tutti questi anni nei libri. Io adesso qui ce li ho davanti, la mia biblioteca di casa, no? E questi libri che mi occhieggiano, sono lì che mi guardano: Andrea, leggimi ancora. È un rapporto d'amore che c'era con le librerie Oepli, che c'era con la libreria Tarantola, che c'era con tutte le librerie d'Italia e d'Europa, perché quando io sono andato a Berlino mi sono fatto una sorta di calvario delle librerie, di tutte le librerie antiquarie. E allora che cosa resta, che cosa resterà, no? Diceva Raff degli anni '80, che cosa resterà di questo mondo
che è destinato a bruciare, altro che Fahrenheit, altro che Fahrenheit. Questo mondo brucia a livello morale, non esisterà più fra 50 anni. Ecco, e allora Carlo Opli è stato l'ultimo degli Opli e se n'è andato via assieme alla sua libreria, facendo intendere come questo nome che veniva da oltre le Alpi era anche un nome di garanzia, di scommessa con la cultura, con la vita, perché per me la vita è cultura, la cultura è vita, è difficile diciamo dividerle. Ecco, quindi sicuramente da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte a un altro gravissimo lutto, secondo me, che sarà difficilmente colmabile per tantissimi motivi. Certo, voi direte, ma per esempio a Milano, come in tante città, Bologna, Roma, eccetera, ci sono le librerie Mondadori. Sì, le librerie Mondadori sono molto attrezzate e speriamo che resistino, perché anche lì ho qualche dubbio. Ma non è paragonabile una libreria con quei nomi lì, Opli o Tarantola, con la libreria Mondadori, è un'altra cosa. Era un rapporto in cui, certo, la Opli anche essa è stata casa editrice, però la Mondadori è stata una casa editrice che ha potuto in qualche modo permettersi anche delle librerie. Lì c'era chi, partendo dal privato, scommetteva, investiva e aveva la possibilità comunque di soddisfare le esigenze di un sacco di clienti. Un altro De Profundis, e non è l'ultimo sicuramente. Adesso il break, a parola Natalia. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Eccoci qua. Allora, parliamo adesso di Luca Ward, il noto interprete, diciamo così, televisivo, doppiatore, ma anche attore, che ha rilasciato un'intervista a chi? Mamma mia. Sì, mi permetto di leggere di tutto, l'ho già detto, anche chi da una parte e Famiglia Cristiana dall'altra. Non ho steccati, non uso steccati. Quindi su chi ha rilasciato l'intervista, l'intelligenza artificiale non avrà la mia voce. Ho scatenato, dice, i legali per tutelarmi contro i falsi generati digitalmente.
racconta chi il celebratore doppiatore di Il Gladiatore, che ha brevettato il timbro vocale come marchio sonoro. Tra l'altro parla anche del sequel di Ridley Scott, scusate, non l'ho visto, eccetera. Quindi ha scatenato i legali per tutelarsi contro i falsi generati digitalmente, perché uno dei problemi dell'intelligenza artificiale, che è legato anche poi ai social, è quello di falsificare la voce. E quindi naturalmente, siccome qui c'è da una parte un'intelligenza artificiale che usa soltanto lo scritto, da quello che ho capito, perché non è facile adeguarsi alle novità, ecco, e quindi da una parte usa solo lo scritto tipo ChatGPT, e dall'altra parte interviene anche oralmente, e qui, siccome sappiamo tutti che la voce più bella del mondo è quella di Luca Ward, ne conoscete un altro? Luca Ward ha fatto, soprattutto è famosissimo, l'abbiamo detto, per aver doppiato Il Gladiatore, ma ha fatto tantissimo per sceneggiati di ogni genere, soap opera, film, anche italiani, per, diciamo, come dire, migliorando la voce degli attori stessi italiani, ma poi naturalmente doppiando tantissimi stranieri, e poi è stato anche attore in alcune produzioni, perché non è neanche privo di fascino, diciamo, usa questa perifrasi Luca Ward. Quindi l'intelligenza artificiale non avrà la mia voce, stiamo attenti, mette in riga tutti quelli che credono troppo nella sincerità, ma anche nella profondità dell'intelligenza artificiale, e quindi qui insomma c'è di mezzo anche una questione economica, ma è sacrosanta da questo punto di vista, no? Tra l'altro viene ritenuto Luca Ward la voce storica di moltissimi divi di Hollywood, perché i divi di Hollywood, noi pensiamo che parlino nei vari film, naturalmente parlino in maniera corretta, nel senso così che, cioè, usando l'inglese o l'americano, cioè nel senso l'inglese all'americana, non hanno problemi, ma non è così, perché alcuni attori non sono così bravi come noi presumiamo che siano, non faccio nomi naturalmente. Quindi nel doppiarli Luca Ward ha sempre stato attento a renderli al meglio, naturalmente, creando quell'attrazione, quella seduzione, no? Che è tipica del mondo cinematografico. Però adesso c'è questo elemento nuovo che sicuramente complica maledettamente la faccenda, cioè appunto l'intelligenza artificiale, che ricostruisce tutto, ricostruisce le facce. Avrete visto già sui social cosa sta accadendo, ricostruisce le voci, gli effetti sonori e compagnia bella. Quindi è ovvio che qui c'è di mezzo anche la dignità professionale di Luca Ward, e che soprattutto chi veramente ha lavorato in maniera onesta, profonda, mettendo come Luca a fuoco il suo talento, non deve essere punito. Questo è il senso ultimo dell'arte e dei diritti d'autore, nel senso che c'è diritti d'autore, diritti di doppiatore, diritti di attore, ognuno ha i propri diritti. Lo so che poi negli occhi di un insegnante, di un operaio o di un impiegato tutto questo si dilata e diventa stomachevole, perché non c'è proporzione fra certi guadagni, è vero, e certi altri. Però è anche vero che, diciamo così, da mezzo secolo a questa parte il mondo è diventato così mondo, quindi in senso anche mondialista, negativo, però insomma e ha creato queste situazioni che noi non possiamo, di fronte alle quali non possiamo tirarci dietro, perché non è che poi il fatto che uno guadagni tanto, diciamo, poi permetta di infierire contro di lui per qualche motivo. Il principio è il principio che deve effettivamente reggere. Ancora un'altra battuta: mi fermano per strada, dice Luca, e mi chiedono di ripetere le battute più celebri, e io lo faccio con grande gioia.
quindi dimostrando così anche una certa, si dice una certa democrazia, una certa disponibilità del personaggio. Ecco, sono cose che vanno sempre effettivamente ricordate, perché tutto questo il mondo dello spettacolo, che sicuramente si è infiltrato di cose molto brutte. Io adesso sulla stampa di oggi c'è un'inchiesta ancora sul Me Too. Il Me Too è tutto da vedersi, perché chiaramente ci sono delle denunce vere, reali, veritieri, che meritano giustizia, ci sono delle denunce invece un po' rielaborate e truccate, secondo me, da parte di alcune rappresentanti del gentil sesso, e tutto va valutato con calma, come ogni cosa. Naturalmente non si può stare troppo sul generico, bisogna valutare bene qualsiasi effettivo caso che si è registrato. Però al di là delle mode, perché è anche diventato una moda il Me Too, esiste sempre una questione di principio che mette a repentaglio appunto la dignità professionale effettiva di ciascuno di noi, dalla radio per arrivare appunto alla TV, al cinema, a qualsiasi effetto audiovisivo che noi in qualche modo sperimentiamo. Andrea, scusami l'interruzione. Sì? Abbiamo una chiamata. Bene, sentiamo, pronto? Buongiorno professor Rognoni, Lisetta. Ah, Lisetta, Ella. Ecco, Prego. allora volevo dirle qualcosa sul Tiziano, perché il Cadore celebra Tiziano a 450 anni dalla morte. Allora, professor Rognoni, l'estate tizianesca, dico io, fa il botto. Non poteva essere altrimenti, visto l'anniversario, ripeto, 450 anni fa, il 27 agosto 1576 moriva a Venezia di febbre il pittore cadorino. E poi devo aggiungere che anche questo, punto forte, professor Rognoni, dell'estate tizianesca sarà la mostra curata da Bernard Aikema e Thomas Dalla Costa, che verrà inaugurata nel palazzo della magnifica comunità di Cadore, a Pieve di Cadore naturalmente, sempre il 17 luglio. Sui dettagli purtroppo si sa solo che saranno esposti una trentina di dipinti e vari disegni di paesaggi. E poi voglio terminare, il primo appuntamento in programma il 18 giugno a Palazzo Giacomelli Treviso, per chi si interessa anche di arte naturalmente. Maria Agnesi Chiara Moretto Viel parlerà delle annunciazioni di Tiziano. Nient'altro, interessante come mostra, comunque l'ho vista attraverso il computer. La ringrazio e buona giornata, professore. Grazie. Certo, Tiziano Vecellio, siamo alle vette assolute dell'arte veneta, vette che poi lui scelse come sfondo in parte e che costituiscono ancora oggi un teatro naturale, un ars nature, perché le Dolomiti, il Cadore, sono l'opera d'arte tra le più belle che il creatore, ammesso che esista, avrebbe elaborato. Penso che quando qualcuno o qualcosa decise di costruire le Tre Cime di Lavaredo o tante altre belle cose che stanno lì vicino, che io grazie a mio padre riuscii a visitare, a valutare, non a scalare, intendiamoci bene, non sono il tipo. Da ragazzo, ecco, penso che quel giorno l'universo sorrideva, orgogliosi di averle noi. Certamente si parla di overturismo, si parla di tante altre problematiche, però intanto sono bellezze che non si possono svendere. Tiziano Vecellio le aveva conosciute, aveva capito quanto senza la base di questo mondo non potesse nascere neppure l'arte pittorica, la migliore, la più aulica e celeste. Aveva capito quanto la natura sia al servizio dell'uomo per riuscire a renderlo, a fargli vivere quei pochi momenti di felicità. Passiamo alla rivista Prometeo.
Allora, intanto la rivista Prometeo è una rivista trimestrale di scienza e storia, costa 12 euro, è arrivata al 44esimo anno e al numero 174 del giugno, appunto, 2026. L'esatta testata suona così: Prometeo liberato. Liberato perché? Perché voi sapete che Prometeo era stato incatenato secondo il famoso mito, ma grazie alla cultura, e ritorno al refrain di oggi, grazie all'arte e alla cultura Prometeo è stato effettivamente liberato. Tra gli articoli che sono sempre molto interessanti, è una rivista che ha un suo prezzo, insomma, non è proprio bassissimo, ma secondo me vale la pena andare in edicola e comprarla. Tantissimi gli articoli che sempre si sono succeduti di ottimo tenore, di vibrata qualità culturale, storico-culturale. Ce n'è uno che riguarda il tempo, ecco perché nella promo io ho fatto scrivere, e qui ringrazio sempre Sammy Varin al servizio, non solo mio ovviamente, ma di tutta la radio, grazie alla sua geniale pazienza. All'ultimo secondo. Quindi vi cito il titolo dell'articolo: l'eternità provvisoria, all'ultimo secondo. Che cosa significa misurare il tempo e perché il modo di misurarlo sta per cambiare, di Alessandro De Angelis. Vengono riportate delle fotografie di quegli orologi che ci sono in giro per il mondo, sia meridiane che orologi veri e propri, tipo quello di Praga. Certamente uno dei fascini di questi manufatti è legato proprio alla capacità effettiva di misurare per sempre il tempo, per sempre naturalmente. E però appunto, adesso qui non vi anticipo e vi dico andate in edicola, sta succedendo qualcosa, perché per tantissimi motivi che sono anche di base scientifica, che io stesso farei fatica a spiegarvi, per riuscire a misurarlo sono subentrati poi degli altri elementi che sono sicuramente molto più complicati di quello effettivo tradizionale, al di là anche del valore artistico che queste belle realtà propongono, che sicuramente sono significative, legate anche all'astrologia, all'astronomia, eccetera, eccetera. Quindi ecco perché in un certo senso fa intendere l'articolo: si sta un po' giocando col tempo, e il senso della rivista è proprio il giocare col tempo, cioè riuscire a far capire che il tempo è relativo. Einstein non è vissuto a caso e ci ha dimostrato appunto che tempo e spazio sono due valori relativi e non assoluti. Bisogna in qualche modo sempre intervenire sulle produzioni che sono legate al tempo, come gli orologi naturalmente, in una maniera tale che essi si adeguino a quelle che sono le caratteristiche di un universo che sta cambiando sotto tutti i punti di vista. Perfino il pianeta sta dilatandosi proprio come volume, e quindi evidentemente anche il tempo ne risente. Ma gli articoli poi su questo numero di giugno, che vi raccomando, sono davvero tutti estremamente interessanti, perché ci danno una visione non di una cultura trita ritrita, insomma le solite cose, eccetera, ma anche delle belle novità di ricerca. Per esempio, Giacomo Cavalier ci parla degli Shardana, guerrieri e navigatori al servizio dei faraoni, forse i più famosi e anche i più discussi tra i misteriosi popoli del mare. Qualcuno sostiene che questi benedetti Shardana, venendo da Oriente, furono pronti a fondare la Sardegna, messo in collegamento della radice.
questione che poi è sempre di lana caprina, proprio perché la Sardegna rimane l'isola più misteriosa del mondo. Poi c'è un servizio su Van Dyck. Noi di Van Dyck abbiamo già parlato per la mostra che c'è in corso ancora a Genova. Abbiamo detto il valore, ecco, che è sicuramente paragonabile a quello di Tiziano per noi, ma poi ancora articoli sull'America e sulla storia dell'America, che è sempre in revisione per tantissimi motivi. Poi ancora l'imbattibile fiaccola della Porta Dorata, cioè il fatto degli immigranti che sbarcavano vigilati dalla famosa Statua della Libertà a New York, e che insomma hanno costituito un'epopea illustre da questo punto di vista per tantissimi motivi. Poi c'è un articolo di medicina che riguarda ancora l'argomento dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, secondo Maria Pia Abracchio, che è l'autrice, tende ad alterare la nostra visione della malattia. Questo è estremamente interessante. L'articolo è di un certo impegno, naturalmente, però che cosa potrebbe effettivamente succedere? Che il concetto di malattia non sarà più quello di sempre, perché subentrerà attraverso, attenzione, l'intelligenza artificiale, la terapia personalizzata, cioè una elaborazione algoritmica che permette di adeguare la cura proprio alla specificità del corpo malato. Quante volte noi ci siamo lamentati, diciamo la verità appunto, del fatto che la medicina, anche attraverso illustri operatori, non riesce a capirci bene fino in fondo, perché noi non siamo gli altri e quindi il caso di cui stiamo soffrendo diventa difficilmente focalizzabile se si usano le leggi generali, anche soltanto dell'oculistica, dell'otorinolaringologia, della proctologia. Però c'è sempre il rischio, anche attraverso ottimi medici, di non riuscire a personalizzare veramente la terapia, proprio perché ogni corpo è un corpo a sé. Veramente l'aveva già capito nell'antichità una Ippocrate, però poi le cose non sono sempre andate secondo questa linea. Quindi l'intelligenza artificiale, riuscendo nei suoi calcoli mirabili, potrebbe, la riscattiamo rispetto a quanto abbiamo detto finora per il caso Luca Ward, potrebbe effettivamente ridare fiato a questa speranza, no? Che è quella di riuscire a trovare il vero medico di se stesso. Invece la famosa battuta, appunto, ciascuno è medico di se stesso. Certo che se non c'è nessun aiuto si fa fatica a continuare a gestire questa automedicina, però attraverso l'intelligenza artificiale potrebbe effettivamente accadere. C'è poi un articolo sulla retorica del complotto che certamente riguarda tantissimi casi politici che noi conosciamo, e poi un bel riferimento a 31 Atlas, quel incredibile passaggio che abbiamo avuto nei mesi invernali di questa strana astronave, così è stata identificata, che nessuno poi è riuscito a capire se lo era veramente oppure no. Gli ho anche parlato a un certo punto. Moby Dick, il richiamo dell'abisso. Qui si va sulla letteratura, ma certamente la letteratura è sempre teratomorfa, cioè piena di mostri, e ci invita a riflettere. Le origini della vita, ancora una volta, quindi qui c'è un riferimento all'astrobiologia, perché l'astrobiologia è quella che ci induce. La firma è prestigiosa, di Elena Cattaneo, penso tutti conoscono, ci aiuta, ci accompagna e ci spiega
perché il pianeta può aiutarci a scoprire i segreti della Terra, insomma. L'origine della vita sarebbe spaziale, deriverebbe appunto da altri pianeti, eccetera, eccetera, eccetera. L'intuizione l'avevo riportata anch'io in un mio libro, ma naturalmente in una chiave del tutto superficiale. Ecco, questi sono i principali degli interventi su Prometeo. Mi sembra che basti, perché c'è anche Umberto Eco. Sì, Umberto Eco è immortale, secondo me. Perché è immortale? Perché ci sono dei temi che continuano a essere sviluppati dopo la sua morte, avvenuta oramai più di 10 anni fa, quindi avventure di un glorioso genere giornalistico e del suo rapporto speciale con il giornalismo. Di Gianfranco Marrone sicuramente è una tradizione moralistica, quella di Eco, che ha informato la società italiana del secondo Novecento. Quindi interessante questo articolo, perché ci riporta un po' Eco al di là della destra e della sinistra. Una cosetta che ho sempre pensato anch'io: facevo fatica a identificarlo col marxismo, Eco, perché effettivamente Umberto Eco aveva un afflato religioso, era un pretone, un santone, un fratone, in fondo, l'ho già detto, no? E quindi da questo punto di vista aveva quel tipo di moralismo che a volte può anche risultare stucchevole, ma che nella realtà ci induce sempre alla riflessione continua, costante rispetto alle cose. Comunque la si voglia effettivamente vedere, no? Lunedì scorso vi parlavo di quel personaggio attoriale, no? Che Salvatore Baccaro, che doveva fare il protagonista del Nome della Rosa, non ce l'ha fatta perché è morto prima, ma si rimane quel prototipo di mostro che amava moltissimo Umberto Eco, amava i mostri, perché ha capito che i mostri la sapevano lunga, la sapevano più degli altri nel raccontarci le cose della vita, del mondo, eccetera, eccetera. Eco era, perché ha avuto fortuna col Nome della Rosa? Perché era il saggista più fantasioso che l'Italia abbia mai avuto, cioè era apparentemente razionale. Io ho avuto modo di conoscerlo perché, insegnando anche alla Deutsche Schule, insegnava anche sua moglie, quindi una sera appunto l'impressione di un omone che sicuramente non voleva parlare troppo, ma la sapeva lunga, cioè era un mostro interiore e che poteva raccontarci delle cose che in fondo non ha raccontato veramente. Anche perché in parte è stato un po' intrappolato in quel tipo di giornalismo di sinistra che tutti conosciamo. Io sono arrivato alla fine, ringrazio come al solito la nostra cara Natalia e diciamo vi annuncio che è in incipit, è all'inizio e andrà per le lunghe una canicola terrificante, dai 32 ai 37 gradi, potremo denudarci nella carne e nello spirito. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato